Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, il centro socio-occupazionale della cooperativa sociale Il Piccolo Principe. Dalle BCC del Friuli Venezia Giulia ben 4 milioni di euro a sostegno delle associazioni. La cantina di Casarsa compie 90 anni. Buone pratiche, la didattica 3.0. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. Il centro socio-occupazionale della cooperativa sociale Il Piccolo Principe è un servizio diurno che ospita 13 persone disabili adulte che vengono impegnate in attività a carattere educativo ed occupazionale in un'ottica inclusiva e di valorizzazione della qualità della vita. Durante le ore di servizio, il centro è aperto dal lunedì al venerdì, vengono svolte diverse attività. Ci sono quelle a carattere appunto occupazionale che fanno riferimento ai laboratori artistico-artigianali di ceramica, cartonaggio, decorazione del legno e pittura su stoffa, e ad altre attività che sono maggiormente socializzanti, che riguardano le uscite sul territorio, e attività legate al benessere fisico e ancora attività esterne in collaborazione con altre associazioni come l'ipoterapia. Nella normalità delle cose una giornata tipo si svolge con l'accoglienza, la suddivisione nei vari laboratori e eventualmente lo svolgimento di attività esterne. Diciamo che con l'emergenza Covid abbiamo dovuto riadattare e rimodulare le attività, in modo particolare in riferimento agli spazi del centro che hanno dovuto subire delle modifiche, questo ovviamente per poter garantire il mantenimento della distanza. Quindi alcuni spazi sono stati ripensati, uno in particolare è stato utilizzato come stanza isolamento, qualora dovesse capitare che una persona durante l'orario di centro manifesti dei sintomi che possono essere riconducibili al Covid, ecco che abbiamo la stanza per poterlo accogliere e mettere in atto tutte le procedure necessarie. Diversamente all'interno dei laboratori abbiamo creato delle postazioni ad hoc, per cui delimitate con lo scotch, in cui le persone sanno che devono stare e da cui possono muoversi con una libertà relativa. A livello di laboratori non abbiamo subito grosse modifiche, noi produciamo oggetti artigianali che sono poi destinati alla vendita nella nostra bottega della solidarietà. Le attività che hanno subito una modifica maggiore sono quelle relative all'attività fisica, perché non c'è stato più possibile né frequentare la piscina pubblica per fare rieducazione funzionale in acqua e neanche una palestra. Noi ci recavamo in una palestra delle scuole medie qua a Casarsa. Sono attività che abbiamo dovuto sospendere ma non eliminare, nel senso che facciamo un po' un fai da te utilizzando gli spazi e le risorse che abbiamo. Abbiamo un giardino ampio che ci consente comunque di fare attività all'aperto e sicuramente le passeggiate in centro paese o comunque nei dintorni non mancano. Un'altra attività che però ha subito una modifica è quella relativa al laboratorio di cucina. Diciamo che è sempre stato un po' il cardine del nostro servizio, tanto che negli anni abbiamo strutturato un servizio di mensa interna, quindi educatori e persone con disabilità collaborano per preparare il pranzo ogni giorno. In questo senso le mansioni destinate alle persone sono cambiate perché ovviamente nel rispetto delle norme sono stati mantenuti quei compiti ad esempio di sparecchiatura, di preparazione di quei cibi che poi verranno cotti.
In generale poi il servizio ha dovuto subire una riduzione di orario e questo per consentire nell'ultima ora di sanificare tutti gli spazi. Posso dire che in generale il centro, comunque il gruppo, la squadra, insomma, si è riadattata bene alla situazione, soprattutto perché le persone con disabilità hanno saputo fare proprie le procedure, le strategie anche di contenimento in maniera assolutamente naturale e anche responsabile. Questo lo vediamo ogni giorno, non solo ciascuno personalmente si preoccupa di sanificare le mani, si ricorda di indossare bene la mascherina, ma funge un po' da sorvegliante degli altri, ricordando qualora insomma questa cosa non venga fatta. Diciamo che sicuramente ha rappresentato questa situazione di emergenza una risorsa, cioè ci ha fatto lavorare anche in maniera diversa, ponendo più attenzione ancora di più insomma alle persone e alle loro necessità. Nonostante appunto il periodo di emergenza che stiamo vivendo, credo di poter dire che il centro socio-occupazionale della cooperativa Il Piccolo Principe si è ben adattato alla nuova situazione senza stravolgere in maniera significativa né i propri ritmi né le proprie attività. E questo perché sicuramente ciò che ci contraddistingue è comunque il lavoro di gruppo e la comunione di intenti, principalmente comunque la ricerca del benessere per le persone che ospitiamo. Le banche di credito cooperativo del Friuli Venezia Giulia sono un sistema sano e solido che, anche nel difficile anno della pandemia, ha registrato numeri in crescita, positivi indici patrimoniali, ma soprattutto ha erogato quasi 4 milioni di euro a sostegno del territorio per associazioni ed enti attivi in ambito sanitario, sociale, culturale, sportivo. Dati significativi che emergono dalla presentazione dei dati aggregati delle 10 banche di credito cooperativo appartenenti ai 2 gruppi bancari cooperativi nazionali. 6 aderiscono al gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale Banca e 4 al gruppo bancario cooperativo ICREA. A presentare i dati sono stati il presidente della Federazione regionale delle banche di credito cooperativo Luca Occhialini ed il vicepresidente Luciano Sartoretti. Nel 2020 è aumentato anche il numero dei soci, passato da 76.000 a 83.000. Anche gli impieghi alla clientela sono aumentati del 12% rispetto al 2019. Al 31 dicembre 2020 gli istituti contavano 400.000 clienti, più 10%, e operavano in Friuli Venezia Giulia con 255 sportelli. Nel 2019 erano 244 e più di 1.500 collaboratori, che ne fanno la prima realtà bancaria in regione per presenza sul territorio. La cantina cooperativa Viticoltori La Delizia di Casarsa festeggia 90 anni. Era infatti il 7 maggio del 1931 quando veniva inaugurata quella che è diventata la cantina cooperativa che oggi riunisce ben 400 aziende viticole e quasi 2000 ettari vitati con una produzione annuale di 23 milioni di bottiglie. La cantina si pone oggi come punto di riferimento nel panorama vitivinicolo nazionale ed è riconosciuta come una delle più rilevanti realtà per l'economia del Friuli Venezia Giulia. A suggellare la continua evoluzione, la cantina ha scelto di inserire una farfalla nel logo della Delizia e di sostenere una campagna pubblicitaria che segnerà il cambio di passo rispetto al passato. Lo spiega il presidente della cantina Flavio Bellomo. La farfalla è simbolo di rispetto ambientale, simbolo di una salubrità in linea con la nostra visione di agricoltura sostenibile. Abbiamo incoraggiato i soci ad accogliere nuove sfide al fine di preservare e migliorare la qualità della materia prima e di innalzare ulteriormente l'impegno sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale. Dal 2018 l'Istituto Volta, in tutti i suoi licei e nella scuola media di primo grado, adotta la didattica 3.0. È una metodologia didattica nuova, flessibile, che sicuramente ha avvicinato i docenti agli studenti attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e di strutturazioni all'interno delle aule di arredamenti e spazi
specifici per le attività formative che devono svolgere i nostri studenti. In particolare, gli spazi dei laboratori sono spazi flessibili e multifunzionali che fanno in modo che gli studenti possano relazionarsi con curiosità ed interesse agli argomenti e agli esperimenti che vengono svolti durante le lezioni dei nostri docenti. Il percorso è stato accompagnato da una formazione dei docenti importante che oggi sta ottenendo i risultati migliori. Salve a tutti, la pandemia, l'emergenza sanitaria ha colpito duro tanti settori, sicuramente ha colpito molto forte il settore della cultura, del turismo e dello sport. Anche nei rapporti con gli enti pubblici ci sono luci e ombre. Tutto questo ce lo facciamo raccontare oggi in questa intervista da Serena Mizzan, presidente regionale di Federcultura, Turismo e Sport di Confcooperative. Presidente Mizzan, il settore turistico e culturale è stato molto penalizzato da un anno che non finisce più di pandemia. Qual è la situazione regionale? Un breve quadro. Innanzitutto quello che dice lei, un anno che non finisce più. I problemi sono giganteschi e lo sappiamo tutti. Io non credo che sia necessario o sia utile fare delle graduatorie, è una situazione drammatica per tutti. E di tutta evidenza, nel nostro caso però, le ripetute e continue chiusure dei musei, dei teatri, dei cinema, l'impossibilità di fare spettacoli che perdura da così tanto tempo, ha creato una situazione che sta veramente diventando ingestibile. Le imprese sono in gravissima difficoltà. È vero, siamo stati in parte sostenuti dagli enti, riconosciamo alla Regione la tempestività dell'intervento, è stata una delle prime regioni in Italia ad intervenire con dei provvedimenti che hanno permesso per esempio la conferma dei contributi per le attività culturali che erano già stati assegnati nel 2020. Però, parliamoci chiaramente, non è con i ristori che si risolve la situazione. Io credo che sarà necessario arrivare a degli interventi molto profondi e soprattutto che vadano avanti del tempo. Più è lungo un periodo di crisi, più sarà lungo il periodo necessario per la ripresa. Giustamente si guarda già al futuro e questo diciamo che magari è uno spiraglio di ottimismo, ma nel frattempo bisogna portare avanti le aziende, bisogna portare avanti le imprese con le persone, con tutte le strutture che sono già in atto, già in essere e che hanno bisogno di operare. Ecco, quindi come accennava lei, i ristori, i sostegni stanno arrivando, sono arrivati, sono sufficienti, si riesce perlomeno a traguardare anche con questi aiuti un'apertura futura? Ora lei mi fa una domanda alla quale necessariamente io devo rispondere che non sono sufficienti, perché non potrebbero mai essere sufficienti dei ristori a recuperare una situazione così difficile e così compromessa. Le nostre imprese hanno dovuto attivare la cassa integrazione. Con i ristori hanno potuto far fronte ad alcune spese fisse che non sono in nessun modo derogabili. Ripeto, questo può servire a tamponare la situazione. Noi dobbiamo fare in modo che le imprese rimangano in vita perché possano riprendere. Lei ha fatto riferimento al futuro. La cultura è potentemente impegnata nella costruzione del futuro per sua natura. Chi si occupa di cultura riflette per poter progettare e per poter andare avanti. È quasi naturale per noi essere proiettati nel futuro, ripensare. Molti di noi hanno rivoluzionato la loro attività perché non basta rimanere vivi come impresa. Per noi è importante anche continuare a alimentare il nostro pubblico, che siano musei, che siano cinema, che siano teatri, che siano soggetti che preparano e organizzano eventi. Il nostro pubblico ha diritto di continuare ad avere dei servizi. Molti di noi hanno attivato moltissimi servizi online che comportano dei costi che noi non possiamo ribaltare sul nostro pubblico. In questa situazione perché noi soffriamo di una doppia crisi. La crisi che investe noi come impresa e la crisi che investe l'intera popolazione
popolazione che si trova ad avere una disponibilità di denaro estremamente ridotta e quindi non ha la possibilità di spenderlo per acquisire servizi culturali. Benissimo, ma intanto c'è ancora il presente che incombe e il presente vuol dire per tutte le imprese della cultura, dello sport, del turismo avere a che fare molto spesso e anche correttamente con gli enti pubblici. Quindi in tema di appalti, in tema di affidamenti, che problematiche ci sono? Perché anche qui forse snellendo qualcosa, migliorando, si potrebbe vedere qualcosa di positivo per il futuro. Beh, io credo che quando c'è una crisi bisogna sempre cercare di trovare anche nelle crisi qualcosa di positivo. E cosa può essere di positivo in una crisi? Il cambiamento. Alla base di un cambiamento c'è sempre una crisi. Che cosa sta accadendo? Devono essere rifatti dei bandi, devono essere fatte le gare d'appalto per gestione di luoghi di cultura. Ora, io credo che dopo questa crisi noi dobbiamo fare in modo che sia sempre più chiaro e evidente, e la crisi ce l'ha mostrato, come i servizi che vengono realizzati all'interno dei beni culturali, ripeto, teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche, sono servizi ad alta professionalità. E io credo che le imprese culturali possano dare un contributo significativo a questo. C'è un però, deve essere chiaro nel momento in cui le amministrazioni pubbliche predispongono le gare d'appalto per la gestione di questi servizi, che c'è una significativa differenza tra i vari servizi che essi mettono a bando. Molto tempo fa, con la legge Ronchey, fu introdotto il principio, anzi direi la terminologia, dei servizi aggiuntivi. Quella legge ebbe il grande valore di dare la possibilità di esternalizzare, chiamiamo così, alcuni servizi e li chiamò servizi aggiuntivi. Ora sono passati molti anni, sono passati più di 30 anni. Quelli che allora erano definiti servizi aggiuntivi sono in realtà i servizi fondamentali delle istituzioni culturali, sono alla base della vita stessa, quindi non possono essere assimilati a servizi, diciamo, a minore valore aggiunto, senza nulla togliere ovviamente a diverse professionalità. Penso all'assistenza al pubblico, all'accoglienza del pubblico. Sono diventati servizi, nella nuova organizzazione dei servizi culturali, che richiedono una professionalità speciale, che è quella tipica che troviamo all'interno delle imprese culturali. Non vanno confuse con altre professionalità. Noi, con il nostro personale, dobbiamo fare grossi investimenti in formazione, per esempio. Questo comporta dei costi dal punto di vista dei costi del personale. Orbene, se gli enti pubblici vogliono che all'interno delle loro istituzioni culturali ci siano dei servizi di qualità, è assolutamente necessario che questi servizi siano gestiti da imprese che hanno delle professionalità ad alto valore aggiunto e questo ha dei costi che vanno riconosciuti. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. Civiform, società cooperativa sociale, opera sul territorio regionale da più di 50 anni. Opera su 2 sedi, quella storica di Cividale del Friuli e anche su Trieste, che è stata acquisita circa 6 anni fa. Naturalmente la sfida della pandemia ha comportato per Civiform un riassetto complessivo della sua organizzazione. Naturalmente avendo sempre chiaro il focus d'attenzione posto su allievi, famiglie e lavoratori. Dopo un primo momento di stop a tutte le attività, imposto tra l'altro dai dispositivi normativi emessi sia a livello nazionale che regionale, Civiform
è riuscita a rispondere prontamente alla sfida dettata dal Covid grazie alle conoscenze pregresse. Infatti Civiform opera grazie anche a progetti internazionali che hanno permesso nel tempo di sviluppare metodologie innovative di didattica. In questo senso Civiform, dopo poche settimane dal primo lockdown, ha potuto iniziare a fornire i servizi formativi che le sono propri con la metodologia a distanza. Questo ha voluto dire un grande investimento nei confronti in primis di tutti i docenti, ai quali è stata data l'opportunità di formarsi in maniera approfondita sulle modalità di didattica a distanza. Naturalmente questo ci ha permesso di arrivare con celerità ed efficacia agli allievi che seguivano la formazione da casa. Dopo il primo lockdown, con il reingresso dei ragazzi in struttura a partire da fine maggio, abbiamo naturalmente implementato e aggiornato tutti i modelli di sicurezza, e questo ci ha portato ad aprire per primi i nostri laboratori, permettendo la chiusura dell'anno formativo scorso in presenza e la riapertura di questo nuovo anno formativo a pieno regime. Addirittura la sede di Trieste è stata non solo la prima in regione a riaprire, ma anche fra i primi in Italia. Civiform in questo periodo di difficoltà è riuscita ad agevolare lo smart working e grazie a finanziamenti europei a fornire a personale ed allievi bisognosi tutto il materiale tecnologico e anche la connettività. Naturalmente si tratta di innovazione che ha investito la nostra cooperativa a 360 gradi. Civiform è una società cooperativa sociale, sin dall'inizio della pandemia si è subito mobilitata per quello che riguarda la costruzione di protocolli per la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro, legati a quelli che sono anche la valutazione dei rischi prevista dal decreto legislativo 81. Abbiamo costruito dei protocolli ex novo con il comitato anche anticontagio, dove andiamo a specificare quali sono le misure che abbiamo adottato per quello che riguarda la lotta al virus e quindi all'anticontagio. Inizialmente abbiamo investito per termocamere e un controllo all'ingresso, quindi abbiamo formato delle persone per il controllo all'ingresso con delle termocamere automatiche che ti permettono di misurare la temperatura nel rispetto della privacy per quello che riguarda gli ingressi delle persone, no? Con il limite famoso dei 37,5 gradi definito dai protocolli nazionali. Poi abbiamo investito per quello che riguarda delle procedure relative alla sanificazione. Ci siamo inventati in maniera molto snella una sorta di semaforo, no? Per quello che riguarda entrare o non entrare all'interno delle aule, cioè all'interno di un'istruzione operativa abbiamo un segnalino verde che ci dice ok, puoi entrare perché all'interno dell'aula è stata sanificata. Sanificazione che facciamo sia in maniera classica con l'uso di prodotti che abbiamo testato e verificato nel tempo, sia in maniera straordinaria, no? Che potrebbe essere quello dell'utilizzo di macchine per la sanificazione straordinaria e quindi l'atomizzazione di quello che è il perossido di idrogeno. Andiamo oltre a quello che sono i classici protocolli definiti a livello nazionale. Ci sono stati degli investimenti importanti per quello che riguarda la fornitura delle mascherine. Sin dall'inizio abbiamo fornito mascherine di tipo chirurgico. Siamo passati anche all'FFP2 per maggiore contrasto alla diffusione del virus. Abbiamo utilizzato anche mascherine di tipo comunitario e comunque nella logica sempre di una sicurezza a 360 gradi stiamo vivendo questo protocollo che abbiamo anche in qualche maniera condiviso con il SecurCoop e che stiamo continuamente cambiando perché l'evoluzione è in continuo cambiamento e quindi riusciamo a modificare in corsa quanto previsto.
Sin dall'inizio la società cooperativa Civiform ha sempre gestito la sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro, nella caratteristica peculiare che la sicurezza è importante e va difesa prima di qualsiasi altra cosa. In questa occasione, perché la definisco occasione o opportunità, il Covid ci ha fatto migliorare ulteriormente e ci ha fatto sviluppare ulteriori protocolli per la sicurezza, di modo che le famiglie e di modo che gli allievi che partecipano all'interno della scuola siano consapevoli e sia accresciuta la loro sensibilità per quello che riguarda la sicurezza. Sicurezza prima di tutto.